più nessuno in queste... Anche loro si vede che non vengono. Mi hanno portato qui quando avevo 3 anni e sono venuti poi a prendermi quando avevo 8 anni. E sono stata sempre con mia nonna, che era l'unica posso dire che mi ha coccolato. Stavo benissimo. Adesso ci troviamo qui a Clabuzzaro, a Drenchia. E mia madre è nata qui e quando avevo 5 anni mi hanno portato da mia nonna, perché siccome a casa mia era una nidiata di bambini, allora uno bisognava portare via. Mi chiamo Emilia Klemencic, sono nata a Monte San Vito, Sentviska Gora, in sloveno, no? Nel 1933. Nata sotto il periodo italiano e battezzata con il nome Emilia. Dopo varie cose passate sotto la Jugoslavia, senza chiedermi il permesso mi hanno dato il nome Milka, in un documento addirittura Ludmila. E dopo il 1943 siamo passati sotto la Jugoslavia e fino al 91 siamo stati sotto la Jugoslavia. Adesso se vado a casa mia nativa è la Slovenia. Così non so qual è la mia nazione vera e propria. Ho un grande rammarico che non sono riuscito a trasmettere ai miei figli la mia lingua. E mia moglie è di Drenchia, quindi il dialetto, la lingua la sa bene come me. Però vivendo fuori avevamo questa, cioè c'era veramente una grossa difficoltà per uno che voleva trasmettere, doveva avere una coscienza e una forza forte perché come si trasmette? Bisognava parlare con i bambini già da piccoli nella lingua madre nostra, la mia lingua, e in questo modo sarei riuscito a continuare e loro avrebbero appreso sicuramente. Invece questo è mancato proprio per il fatto di vivere fuori, e così ci si trova con gente in un ambiente anche che non ti considera se ti scopre che sei di quelle origini lì. Io e mio marito abbiamo molto in comune della nostra vita, tutti e due siamo rimasti orfani, bambini di un genitore. A me è mancato il papà all'età di 12 anni e a mio marito è mancato il papà all'età di 12 anni. Tutti e due abbiamo fatto 10 anni di collegio, quindi già bambini siamo stati allontanati da quello che è stato il luogo natale, il bel ricordo di questi paesi pieni di bambini, di giochi, di tradizioni, un mondo che veramente era rimasto nel cuore sia a me che a lui. E tutti questi anni di collegio hanno ben marcato quello che era il nostro mondo interiore, tutta la sofferenza. E il fatto di ritornare poi da giovani, a voler tornare a vivere qua in un periodo in cui bene o male tutti i giovani se ne stavano andando, per noi invece era un recuperare quel passato, quell'infanzia, quei ricordi che bruscamente ci sono stati tolti e hanno segnato profondamente il nostro animo. Tornando qui era stato un proprio riappropriarsi della nostra lingua, delle nostre tradizioni. E tutti e due ci siamo trovati simili su questa cosa, il voler a tutti i costi riprendere in mano il nostro dialetto, perché c'era un po' la moda, l'abitudine che il dialetto sloveno nostro non servisse a niente, come non serviva più a niente vivere qui e mantenere in vita una vita di paese che bene o male si stava svuotando. Quando noi ci siamo sposati in paese c'erano 2 o 3 bar, c'era la latteria, c'era il negozio e quindi c'era ancora qualcosa del nostro passato, anche se poi il nostro passato era molto ben diverso.